Signori all'ascolto, buon pomeriggio da Alberto Viazzi che conduce in studio, in regia Giovanni Castello. La prima parte della trasmissione sarà dedicata a Santa Margherita Ligure e la seconda invece all'attività della Fondazione Antiusura a Chiavari e in tutto il Tigullio, e durante la trasmissione avremo il collegamento in diretta con la sede del Circolo Acli Fanin di Chiavari. Ci dedichiamo a Santa Margherita Ligure e abbiamo ospite in studio il sindaco Paolo Donadoni. Buon pomeriggio. E insieme a lui Enrico Castagnone, che è il coordinatore della Confesercenti per Rapallo e Santa Margherita Ligure. Benvenuto e buon pomeriggio. Grazie. Dunque parliamo di Santa Margherita Ligure a tutto tondo, approfittando della presenza del sindaco perché ci sono molti argomenti interessanti da aggiornare per i nostri ascoltatori. Ma in particolar modo volevamo partire sul fronte del turismo, vista la vocazione di Santa Margherita Ligure e visto che si sta avvicinando la nuova stagione. Sotto questo profilo intanto, sindaco, c'è qualche aggiornamento importante? State predisponendo qualche cosa per la stagione? Ma credo che stiamo cercando di predisporre le strumentazioni adeguate per dare dei servizi che siano di supporto alla vocazione turistica sammargheritese. Penso ad esempio all'ufficio Yacht che da quando è stato dismesso dalla provincia, oggi città metropolitana, è gestito direttamente dalla pubblica amministrazione con orari di apertura più adeguati a una città turistica, ad esempio adesso è sempre aperto anche sabato e la domenica, e con un personale qualificato per poter interagire anche con soggetti che parlano lingue straniere. Proprio oggi, insieme alla dirigenza di ATP, stavamo ragionando sulla possibilità di creare una sinergia affinché tutte le varie sfaccettature dei servizi sul territorio, dall'accoglienza turistica dello yacht al servizio battelieri, alla movimentazione invece per mobilità attraverso bus, possano essere tra di loro coordinati in maniera che non siano delle monadi irrelate, ma siano invece posti in rapporto l'uno con l'altro. Questo sempre per agevolare il turista e il cittadino. E a proposito dei trasporti, proprio l'anno scorso lei si era battuto sia per avere le corse dell'ATP nei giorni festivi e sia per avere più fermate dei treni a Santa Margherita Ligure. Per quest'anno come si profila la situazione? Ma credo che il tema del trasporto e la mobilità sul territorio sia un tema fondamentale. Ci siamo già attivati impegnandoci seriamente, anche in collaborazione con i comuni vicinali, ad esempio per avere nella nostra zona il servizio dei bus il 1° maggio, che era un tema a noi particolarmente caro, nel contempo per creare una linea di trasporto che collegasse tutto il Tigullio ai vari plessi ospedalieri, questo è un altro risultato raggiunto che mi sembra importante, e poi sostanzialmente perché la stazione di Santa Margherita, che è anche la stazione di apertura a Portofino e al parco di Portofino, fosse inserita nell'ambito della programmazione regionale di FS, cosa che infatti è avvenuta, e devo dire l'assessore Berini è stato molto sensibile per venire incontro a questa esigenza che ha riconosciuto come reale. E per quanto riguarda invece il profilo generale di Santa Margherita Ligure, chiediamo un contributo ad Enrico Castagnone. Come si caratterizza in questo momento Santa Margherita Ligure? Che cosa vediamo con il segno più e che cosa con il segno meno? Ma diciamo che Santa Margherita Ligure ha comunque tenuto la sua vocazione di città di nicchia, cioè sia per un discorso di mercato sia per un discorso di commercio. Chiaramente il contesto abitativo sta subendo dei cali, ma è un calo fisiologico, perché ormai qui si tratta di passi decennali. È un calo fisiologico e questo qui comporta qualche piccolo problema. È chiaro che Santa Margherita comunque ha un suo perché e poi è una città relativamente piccola rispetto, se la rapportiamo a Rapallo. Rapallo ha tanti problemi in più anche perché ha un'estensione molto maggiore. E chiaramente questo qui aiuta un pochettino. L'esempio che facevo prima col sindaco Donadoni, Santa Margherita è una Ferrari, è rossa, è lucida, è bella. È chiaro che il minimo segnale di polvere sul parafango, la prima gomma liscia, viene notato immediatamente, cosa che è molto più difficile in città che sono più grandi. Questo non vuol dire che la città non funzioni, questo vuol dire che la città sta subendo comunque una metamorfosi che stanno subendo anche tutti gli altri comuni limitrofi, ma forse riesce in un qualche modo a essere un po' più competitiva. Chiaramente dovrà rivedere un sacco di parametri, però secondo me può rimanere ancora una città abbastanza competitiva, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista commerciale, che poi lo sapete tutti, viaggiano paralleli ma si devono unire poi per ottenere qualche cosa.
Su questi argomenti torniamo tra pochi istanti. Il collegamento esterno oggi pomeriggio è con il Circolo Acli Fanin di Chiavari. Come sapete, una parte della trasmissione è dedicata soprattutto agli anziani, alla terza età, e quindi oggi vogliamo documentare in diretta qual è la funzione, l'importanza, il ruolo di un Circolo Acli sul territorio. A titolo d'esempio appunto il Circolo Acli Fanin, dove troviamo Osvaldo Favale, che è il presidente provinciale delle Acli di Chiavari, e Andrea Motto, che è il presidente del Circolo Acli Fanin. A te la linea, Osvaldo. Dunque ci troviamo qui di fronte al Circolo Acli di Chiavari, uno dei nostri circoli, forse il circolo Acli più importante del territorio, sia per numero sia per attività che svolge. Certamente è un circolo significativo, anche perché ci permette di dimostrare da un punto di vista concreto che le Acli non sono solamente un'associazione teorica ma pratica, che agisce concretamente sul territorio attraverso non solo i servizi di patronato e di CAF, ma soprattutto e anche attraverso la relazione tra le persone che frequentano i nostri circoli. Credo che questa sia la cosa fondamentale, e ribadisco anche un elemento che per me è essenziale, è quello che ogni circolo è autonomo rispetto al movimento, tanto che noi quando parliamo di Acli non parliamo di Acli al singolare ma di Acli al plurale, in quanto noi siamo un'associazione che raggruppa i circoli, che hanno come caratteristica 3 elementi di fondo, che sono quegli elementi attraverso i quali questi circoli sono collegati a noi sia da un punto di vista ideale che da un punto di vista politico, e sono la fedeltà alla Chiesa, la fedeltà al mondo del lavoro e la fedeltà alla democrazia. Qualsiasi regolamento che i nostri circoli hanno strutturato fa parte di questo concetto, obbedisce a questo concetto, e credo che sia l'elemento di fondo per il quale noi riusciamo ad agire sul territorio tenendo conto di quelle che sono le esigenze sociali del territorio stesso, anche perché la maggior parte dei nostri circoli rappresenta un elemento di aggregazione che, se non esistessero, sicuramente sarebbe una carenza sociale non indifferente sul territorio stesso. Ora andiamo ad illustrare specificamente l'attività del Circolo Acli Fanin, magari possiamo sentire Andrea Motto a tale riguardo. Voi siete proprio all'entrata, quindi si vede la veranda alle vostre spalle, dove ci sono già alcuni associati che stanno iniziando a trascorrere il pomeriggio. Ti passo il collega. Allora introduciamo Andrea Motto e gli chiediamo subito in che cosa consiste questo circolo, questo centro di ritrovo, quali sono le attività dell'Acli Fanin. Ancora qualche istante, allora, che c'è il passaggio. Il circolo Acli Fanin, eccolo, siamo pronti. Dicevamo quali sono le attività specifiche. Allora, le attività specifiche sono rivolte all'aggregazione per gli anziani, per venire a passare anche un po' di tempo dalla semplice partita a carte, prendere un caffè, oppure leggere il giornale, fare attività di socializzazione fra di loro. E poi ci sono tutte le attività rivolte al mondo dei corsi artigianali nati già da più di 30 anni nel nostro circolo, e portate avanti da volontari che insegnano varie attività, che sono i classici corsi di taglio e cucito, che si vogliono, tipo cucito principianti, sartoria, ricamo, eccetera. Qui poi facciamo a fine maggio, primi di giugno sempre la mostra. Ci sono i corsi computer per anziani, non solo che per chi vuole imparare questo da un punto di vista sia hobbistico, e ci sono dei momenti di svago e ricreazione con alcune gite organizzate assieme, sia internamente al circolo che anche a livello centrale come Acli. E poi abbiamo tutta l'attività di palestra che si svolge sempre all'interno del circolo, corsi AFA e non solo. Poi dall'autunno scorso abbiamo anche qualcosa legato al mondo del teatro, che poi avremo occasione di vedere nel proseguo della puntata. Bene, allora nei prossimi collegamenti vedremo alcune di queste attività, e se possibile, Andrea, cerchiamo anche di parlare con qualcuno degli anziani che viene a trascorrere il pomeriggio da voi. Grazie, ci colleghiamo più tardi con il Circolo Acli Fanin di Chiavari. Grazie, torniamo in studio. Allora, Enrico Castagnone, che tipo di turismo caratterizza Santa Margherita Ligure? Chi sono i frequentatori di Santa Margherita Ligure attualmente? Santa Margherita Ligure è fortunata dal punto di vista dei frequentatori, perché specialmente nel fine settimana c'è un pubblico molto giovane.
e quindi questo dà un input particolare alla situazione. Chiaramente abbiamo anche il turismo classico, che è di quelli meno giovani che vengono magari a stazionare un po' di più, però diciamo che la vita, specialmente anche serale, di Santa Margherita si svolge più che altro nei fine settimana, tolta chiaramente la stagione estiva, perché quella è abbastanza continuativa. Quante seconde case? Tante, ma che però stanno diminuendo, e questo è uno dei problemi che menzionavamo prima, perché Santa Margherita è sempre stato un comune che ha avuto una maggior parte di seconde case rispetto alle prime case, e di conseguenza anche l'economia sia commerciale che turistica si basava proprio sul discorso seconda casa. Diminuendo leggermente, perché è una flessione non ancora molto tangibile, ma c'è, diminuendo leggermente le seconde case, ecco lì che comincia una qualche problematica. Ecco, perché ma in che senso? Perché nel senso che chi aveva la seconda casa prima, ma questo non vale solo per Santa Margherita, vale anche per gli altri comuni turistici del comprensorio, aveva comunque un esborso di denaro maggiore rispetto ad altri, cioè diciamo che erano più benestanti che abitanti stanziali, anche se poi ci sono gli abitanti stanziali che sono più benestanti dei turisti, ma questo non fa numero. E la realtà è che diminuendo il numero delle seconde case arrivano delle prime case che non sono necessariamente di persone che hanno dei lavori che permettono delle spese enormi, e di conseguenza scende leggermente il livello economico. E come è sceso il livello del potere d'acquisto di tutte le famiglie italiane, perché purtroppo con la crisi è sceso per tutti, sia chi ne ha tanti che ne ha pochi, ma il livello economico è sceso purtroppo per tutti. Però i prezzi di Santa Margherita Ligure rimangono alti. Diciamo che c'è anche il cammino opposto di famiglie che abitavano a Santa Margherita Ligure e che hanno dovuto lasciare, proprio per il caro vita, hanno dovuto lasciare questa località. Teniamo presente che sono famiglie comunque che stavano per la maggior parte in appartamenti in locazione, ecco, non proprietari di immobili, e che comunque effettivamente stanno, usiamo una parola, trasmigrando verso altri comuni. Un po' per il costo degli affitti, perché chiaramente, come ho detto prima, è comunque ancora un mercato di nicchia a Santa Margherita, e un pochettino anche per il discorso economico, cioè lo stipendio è quello che è, quindi non è che si possa... Sui prezzi, signori, se vogliamo andare in un posto bello, in un posto turistico, in un posto dove vogliamo stare bene, cioè dobbiamo anche assoggettarci purtroppo a pagare un qualcosa di più, questo è nelle regole del mercato turistico. Però per quanto riguarda il discorso dei prezzi e degli affitti a cui lei faceva riferimento, anche per quanto riguarda i commercianti, i negozi hanno affitti molto alti. Io parlo più che altro dal punto di vista commerciale. Ecco, è chiaro che molte aziende oggi chiudono. A Rapallo ne abbiamo un esempio enorme purtroppo ultimamente. In una trasmissione recente su Rapallo lei aveva proprio raccontato il fatto che ci sono molte chiusure di negozi, oppure aperture per brevi periodi e poi subito chiusure. Esatto. Questo, magari anche se in proporzioni minori, si riproduce anche a Santa Margherita Ligure? In misura molto minore, però chiaramente il commercio di Santa Margherita sta soffrendo, perché soffre comunque di tutto quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la crisi economica, tutto quanto, e soprattutto del fatto che non hanno tante chiusure come abbiamo noi a Rapallo, fortunatamente per loro, però hanno sicuramente un impatto maggiore, perché se in una via di 10 negozi ne chiudono 2 a Santa è subito tangibile la cosa, se in una via di 50 a Rapallo ne chiudono 3, sì, dispiace, però non è così forte l'impatto, quindi questo si ripercuote poi su tutta la situazione. Ricordiamo per i nostri ascoltatori la possibilità di fare qualche domanda o intervento per messaggio, sta già scorrendo il numero in sovrimpressione che comunque menzioniamo, 320 38 56 000, in diretta nel pomeriggio sino alle 15:30, 320 38 56 000. E che cosa può fare il Comune? Il Comune può fare, tra l'altro colgo l'occasione per dire che il Comune ha avuto una riunione con dei commercianti pochi giorni fa, e devo fare un plauso prima di tutto ai commercianti di Santa Margherita che si sono mossi spontaneamente per andare a fare delle domande e avere giustamente delle risposte. Questo significa che, per riferirmi al commercio di prima che diceva, questo significa che il commercio è ancora vivo, vuol dire che agli operatori commerciali e agli imprenditori di Santa Margherita sta ancora a cuore la città, il turismo e il commercio del loro paese. Di conseguenza hanno avuto questo incontro. Dall'altro canto devo fare anche una nota di merito all'amministrazione. Tra l'altro, chiedo scusa per un'interruzione, proprio nota della redazione, proprio mentre stiamo parlando si stanno riunendo questi commercianti per stilare un documento o comunque un promemoria
di necessità che a loro avviso sono significative per lo sviluppo di Santa Margherita. Tra l'altro vi sono anche alcuni dei nostri associati lì all'interno, quindi la quindi cosa è una cosa che non riguarda Confesercenti o Ascom, no, è una cosa completamente spontanea. trasversale, spontanea, e questo fa molto piacere perché vuol dire che appunto c'è l'interesse. C'è da dire anche un'altra cosa, che dall'altra parte bisogna dar merito all'amministrazione comunale di aver saputo ascoltare e di poter dare delle risposte, perché parliamoci chiaro, il compito delle associazioni di categoria del sindacato è quello di fare da mediatore tra quello che è la base e quello che sono le amministrazioni comunali, che sono comunque sempre i nostri interlocutori. Se manca questo, manca il fondamento di tutto. Questa situazione però secondo me è una buona situazione per tutti, è un'occasione per i commercianti di portare avanti quelle problematiche che magari non per negligenza ma perché c'è molto da fare non vengono viste dall'amministrazione comunale, e dall'altra parte per l'amministrazione comunale di poter dare una risposta concreta e seria a quelle che sono le esigenze del territorio. Però per chiarire, poi diamo la risposta sindaco naturalmente, ma per definire meglio che cosa può fare un'amministrazione comunale in generale, poi specificamente quella di Santa Margherita Ligure, puntare molto sul decoro urbano, ci sono degli interventi più tecnici, più mirati che voi avete in mente? Dottor Ghiazzi, non finiamo sul discorso solido, c'è quello lì che chiede l'elemosina o quel posteggio che non va bene, non è questo il problema. Il discorso è che l'amministrazione comunale deve curare soprattutto, non deve perché non lo fanno, io dico, sto parlando in generale, deve curare il decoro urbano sicuramente, deve curare quelle che sono le aspettative non solo del commerciante, dell'abitante, ma più che altro del turista. Allora il turista deve dire, e non solo a Santa, vengo in questo posto perché trovo questo, questo e questo. È chiaro che se io trovo una città ordinata, una città pulita, una città dove in alcuni periodi dell'anno, che adesso purtroppo si sono ridotti molto, una volta avevamo 3 mesi di stagionalità dove potevamo fare quello che si voleva, oggi purtroppo siamo addirittura al weekend, ecco, siamo arrivati a questo paradosso. Però se in questi periodi dell'anno pur ridotti riusciamo ad avere un'offerta della città che sia concordata sia con l'amministrazione, che può proporre lei stessa degli eventi che possono essere concordati con i commercianti, e secondo me se le cose vanno di pari passo si riesce veramente a fare qualcosa. Su Rapallo qualcosina abbiamo provato a fare, però le dico, Rapallo è molto più grande, quindi diventa anche molto più difficoltoso. Per il resto, secondo me, se si fa questo tipo di politica turistica si riesce sicuramente a mantenere quello che è l'humus locale e soprattutto a portare persone nel comprensorio. A noi interessa il turista, però ci interessa anche che il turista esca contento e possa dire voglio tornare in quel posto perché mi hanno servito bene, mi è piaciuto. Abbiamo in linea telefonica da Santa Margherita Ligure Aurelio De Negri, che rappresenta l'associazione Balneari. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. Allora, state preparando la prossima stagione, che cosa vi aspettate a Santa Margherita Ligure? Ma anzitutto fino adesso per noi, come ho sentito precedentemente, per noi la stagione deve ancora iniziare, è ancora prematura, perché noi poi si inizia comunque ai primi di giugno a lavorare, appunto. Questo forse è un problema che riguarda un po' Santa Margherita, la stagione è molto ristretta, ecco, nel senso che una volta... dei preparativi, che cosa potrebbe essere importante, quali sono le segnalazioni che lei farebbe al sindaco qua in studio? Guardi, diciamo che Santa Margherita, come tutti sappiamo, è una città che ci invidiano tutti, nel senso che è una delle città più belle, poi sia come territorio, essendo vicino anche a Portofino, è una città molto ambita, una meta. Certo, secondo me ci trasciniamo dietro un po' di problemi che sicuramente non sono da imputare a questa amministrazione, ma ci trasciniamo dietro da tanti anni. Ad esempio, a mio modo di vedere, un problema mai risolto è stato quello dei parcheggi, che non è solo detto da me, ma io sento anche le voci dei clienti. Purtroppo la gente quando arriva e deve girare una giornata per trovare un posto per la macchina, poi alla lunga si stufa. Ecco. Bene, e invece per quanto riguarda la qualità delle spiagge e dell'acqua, c'è qualche intervento da fare?
Ma per quanto riguarda la qualità dell'acqua, bisogna dividere la consistenza dell'acqua, che noi ad esempio l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi di balneazione. Fortunatamente sono arrivati a fine stagione e non hanno inciso sulla stagione, però comunque a livello di pubblicità non è una bella pubblicità, quindi sicuramente pregare l'Idrotiguglio che faccia le manutenzioni come Dio comanda e che quindi non si verificano più problemi del genere. Questo è sicuramente da fare. Poi abbiamo problemi riguardanti chiamiamola spazzatura galleggiante, che di tanto in tanto arriva, e quella è un problema che non si riesce a risolvere perché non si capisce da dove arriva tutta questa roba galleggiante, a seconda di come tira il vento. Ecco. Grazie per il contributo in diretta al rappresentante dell'Associazione Balneari di Santa Margherita Ligure, Aurelio De Negri, e buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Abbiamo messo sul tavolo alcuni aspetti che possono essere da riprendere. Innanzitutto, allora, venendo proprio ai temi che sono stati sollevati dall'Associazione Balneari, la qualità dell'acqua. L'anno scorso c'era stato in effetti un incidente a fine stagione, lì dipende dalla Idrotiguglio, voi dovete fare pressione. Sì, diciamo che Santa Margherita oramai da 2 anni è dotata di bandiera blu, che testimonia e certifica da una parte la qualità dell'acqua, dall'altra la qualità dei servizi. Vero è che la bandiera blu è per una pluralità di spiagge, ma non per tutte. La spiaggia a cui faceva riferimento il signor De Negri è una di quelle che patisce maggiormente le problematiche legate alle condotte. Su questo posso però dare una buona notizia, perché con Idrotiguglio, dopo ormai 1 anno e mezzo di trattativa, siamo arrivati a un progetto definitivo legato a una vasca di raccolta che verrà realizzata all'altezza dell'area portuale, la quale dovrebbe risolvere non tutte, ma una buona parte delle problematiche che sono riferite alle spiagge interne all'area portuale, dunque non quelle verso Paraggi, ma quelle verso San Michele di Pagana. Credo che questo, oggi è un progetto definitivo, dunque non è un preliminare studio di fattibilità, ma è già un progetto avanzato. Qualora venisse realizzata quest'opera, e confido che possa potenzialmente iniziare i lavori prima della fine dell'anno, qualora venisse realmente realizzata, forse una gran parte dei problemi, finalmente, dopo decenni di attesa, potrebbero essere risolti. Questo mi sembra un primo tema significativo. Ha toccato poi il problema atavico dei parcheggi. Lì non si risolve certo in pochi mesi, la faccenda dovrebbe eventualmente essere messa in programmazione per la sua amministrazione comunale un po' più a lungo respiro. Allora, sul tema dei parcheggi, che indubbiamente è uno dei temi più delicati, credo che le chiavi di lettura siano 2. La prima, gran parte dell'impossibilità di risolvere il tema parcheggi deriva dalla zona rossa, cioè dal fatto che a Santa Margherita non si possono realizzare parcheggi interrati nel 90% dell'area urbanizzata centrale. Su questo abbiamo intercettato oramai 1 anno e mezzo fa un finanziamento da 33 milioni di euro d'Italia Sicura per realizzare lo scolmatore. Tema fra l'altro molto delicato e molto complesso, che magari poi dedichiamo una finestra che chiama in causa anche tanti altri soggetti, ma qualora venisse realizzato, l'eliminazione della zona rossa potrebbe consentire di ampliare le aree destinate a parcheggio e di cominciare a fare anche parcheggi interrati. Un'altra questione che potrebbe avere una forza risolutiva è quella del parking all'altezza della stazione ferroviaria, un tema a me particolarmente caro, perché secondo me non soltanto potrebbe essere risolutivo sul tema dei parcheggi, ma anche sul tema della gestione dell'arrivo dei pullman a Santa Margherita. Sarebbe davvero un parcheggio di interscambio funzionale alla città di Santa Margherita e anche ai rapporti con Portofino, un parcheggio il cui progetto preliminare prevede un intervento di 4 piani, davvero quantitativamente e qualitativamente significativo, anche perché è una zona strategica, cioè lì abbiamo la stazione, lì abbiamo i taxi, lì abbiamo la fermata del bus, lì abbiamo il bike sharing, lì abbiamo la passeggiata a mare. Diventeremo un punto di smistamento proprio, no? Stiamo lavorando già da tempo insieme alla società delle ferrovie proprietaria dell'area per trovare un punto di incontro che direi sostanzialmente in questo momento è trovato.
Certo, le ferrovie, mi pare di capire, non vogliono poi portare avanti loro la progettualità, ma vorrebbero cercare qualcuno a cui cedere questo progetto. Però penso che questi due canali, da una parte lo scomatore, dall'altra il parking stazione, potrebbero essere risolutivi sul tema dei parcheggi. Indubbiamente, ineliminabilmente saranno richiesti tempi lunghi comunque. Tempi indubbiamente lunghi, però la cosa più complessa è adesso fare tutto il lavoro preliminare per renderli possibili, sia l'uno che l'altro. Nel frattempo, certo, non è che stiamo con le mani in mano. Nel frattempo stiamo cercando di lavorare sulle altre forme di mobilità. Ad esempio, la trattativa con il nuovo direttivo di ATP mira a rendere in Santa Margherita realizzata una rete di funzionamenti dei bus molto più fitta, perché ci siano più bus, coprano meglio il territorio e sfruttino il potenziale naturale che Santa Margherita, come anche il resto del Golfo di Buglio, hanno rispetto alla possibilità di sostenere un'operazione di questo tipo da parte dell'azienda. Nel contempo, per quello che riguarda la mobilità tramite treni, finalmente in Stazione Santa vengono installati gli ascensori, sono in corso i lavori adesso, che pertanto consentono una migliore accessibilità sia ai disabili che agli anziani, che alle mamme con carrozzina. Dunque cerchiamo di migliorare tutti quei meccanismi esistenti per rendere maggiormente fruibile l'accessibilità e la mobilità in città. Bene, quindi sotto questo profilo c'è una certa prospettiva benaugurante, e intanto tra poco ci collegheremo ancora col Circolo Acri Fanini, però c'erano in sospeso le questioni sollevate da Enrico Castagnone in merito al commercio. Di che margini di manovra lei vede? Ma io ho colto in particolare due riferimenti. L'uno a questo movimento spontaneo di commercianti, che è circostanza recente, al quale io ho subito guardato con positività, perché credo che la categoria dei commercianti fosse davvero una categoria con la quale l'amministrazione fino ad oggi non era riuscita a instaurare un legame di confronto che ovviamente parte dalle criticità, ma poi deve arrivare alla possibilità di costruire insieme. Diversamente forse con diversamente rispetto a quanto accaduto con altre categorie, tipo quelle degli albergatori, dei balneari, con cui ci sono stati vari confronti su temi specifici di loro interesse. Mi pare che da questo movimento è uscito fuori che i commercianti davvero sono una forza che ha la volontà di poter segnalare le criticità, ma di poter anche partecipare attivamente per fare qualcosa per la propria città. E credo che queste energie positive vadano incanalate per realizzare la possibilità di una collaborazione seria, concreta, su circostanze specifiche. Questo come metodo, però nel merito c'è già qualche idea forte che condividete, che cosa si può fare, perché avete tutte e due prospettato la necessità di una collaborazione, però bisogna comprendere già se c'è qualche intervento concreto che possa non essere risolutivo d'amblè, ma insomma che possa essere significativo. Allora, le cose che loro hanno detto secondo me sono tutte condivisibili, perché nascono davvero, come dire, dallo spirito di fare un interesse non solo di categoria, ma anche di perseguire il bene della città. Io li ho invitati, in verità ci siamo poi trovati su questa idea, a un tavolo di lavoro congiunto da subito, cioè dalla settimana prossima avremo un primo appuntamento per scegliere insieme di quelle criticità loro individuate una e cominciare a lavorarci, perché credo che sia importante anche percepire, a volte, come dicevo nella riunione, una cosa è il percorso che l'amministrazione già ha fatto per cambiare le cose su quel tema, una cosa è la percezione che se ne ha dal di fuori, perché uno la percezione l'ha rispetto al suo esercizio commerciale o alla sua categoria, difficilmente riesce a avere, come dire, un'immagine più complessiva della città. Allora ho detto, confrontiamoci su cose concrete, così vediamo come stavano le cose, cosa l'amministrazione già ha fatto e perché, cioè qual è la visione che l'amministrazione sta cercando di portare avanti, e vediamo di condividere insieme per raggiungere quei risultati che secondo voi sono importanti. Io credo che il confronto concreto sia la cosa fondamentale. D'accordo. Castagnone voleva la replica, gli diamo subito, però vedo pronto il collegamento esterno con il Circolo Acri Fanini. Ci siamo portati all'interno del circolo con Andrea Motto, che è il presidente, e che ci illustra qualcuna delle iniziative in corso. Ecco, buonasera Alberto, buonasera a tutti. Siamo qua all'interno di una delle sale del circolo dove ci sono attività in corso, e quindi poi faremo un giro un po' anche di chiacchierata con le persone che sono qua a partecipare a varie attività. Partirei un po' da quello che è, diciamo, la porta del circolo, quindi con quando arrivano i soci, al di là quindi chi accoglie i soci in segreteria, quindi chi è presente presso la segreteria. Qua abbiamo un gruppetto che fa parte del direttivo del circolo. Partiamo da Maria.
Sono Maria Medeot, faccio parte del circolo già da parecchi anni e faccio anche l'amministratore. Ecco, Ermanno che è il segretario, quindi ci racconterà un po' della presenza e esperienza nel circolo. Sì, buongiorno, mi chiamo Ermanno Ficicchia e sono il segretario del circolo ACLI, e da poco che sono entrato in questa bella realtà e cerco di contribuire per farla progredire, aumentare le attività, ecco, dei soci. Ecco, un'altra presenza in segreteria, quindi. Buongiorno, sono Antonella Ortone, anch'io sono in segreteria, l'ultima arrivata però da poco, e mi piace tantissimo stare qua dentro, cerco di partecipare nel quello che posso e di far iscrivere tante persone, quello che speriamo. Ecco Giorgio, un veterano del circolo. Buongiorno, sono Giorgio Giorgi di Volterra, iscritto da molti anni al circolo, ho fatto anche il presidente, l'amministratore. Adesso continuo a frequentare molto volentieri, do una mano se posso darla, in allegria e in amicizia con tutti. Grazie. Ecco, adesso facciamo un rapido giro invece tra il discorso delle attività che si svolgono all'interno del circolo, e quindi partiamo dai corsi artigianali, quindi Francesca che è un po' la coordinatrice, e poi ci sono anche qua un po' di insegnanti, di alunne, quindi Francesca ci dirà quelle che sono un po' di attività che si svolgono qua. Sì, sono la coordinatrice dei corsi. Adesso qua si svolgono in questo momento corsi di tecniche pittoriche, di maglieria a mano e di sartoria. Sono 3, perché i corsi sono distribuiti su tutta la settimana, al mattino e al pomeriggio. Quindi ogni giorno ci sono dei corsi diversi. Andrea, ci puoi far parlare ecco con bene, qualcheduna qua delle ci sono partecipanti al corso, qualcheduna delle persone che viene a frequentare? Qua c'è una signora qua che, esatto, che è una signora che partecipa, c'è qua che la signora si chiama? Giovanna Jacobs, mia figlia Gandolfo Marisa. Che corso fai? Macramè a nodo. Ecco, qual è l'esperienza qua dal circolo? Ma siamo nuova di zecca per dire, perché qualche mese solo che insegniamo, ma il primo impronto è abbastanza bene. Ecco, bene. E Sentiamo volevo sapere anche se comunque questo modo di trascorrere il tempo rende più piacevole la terza età. Ma ecco sì, allora rendere piacevole la terza età. Allora Rita che fa un po' da... Ma io faccio pubbliche relazioni, cerco di attirare un po' le signore o giovani o anziane o nonne come sono io, e per questo circolo che è molto importante, specialmente per tutti, è importantissimo che vengano qua e facciano qualche cosa. Quindi è una vita che siamo qua con mio genero, specialmente, che lui c'è quasi nato. Bene Andrea, ci torniamo a collegare tra qualche minuto con il Circolo ACLI Fanin. Adesso dedichiamo l'ultima parte dell'intervista al sindaco di Santa Margherita di Ligure e a Enrico Castagnone, che forse voleva domandare ancora qualcosa su quello che ha detto prima il sindaco, sottolineare qualche aspetto? No, volevo solo sottolineare il fatto che quando si fanno delle richieste a livello commerciale, a livello di tavolo tecnico, a livello di associazione, si fanno le richieste che sono le richieste classiche che vediamo tutti i giorni sulla strada. Le difficoltà vengono dopo. Dico questo perché noi come Confesercenti collaboriamo con un sacco di amministrazioni comunali del Tigullio, con Rapallo in special modo, ma anche sul Comune di Santa. I nostri funzionari sono intervenuti più di una volta a dare consigli in più a cosa si chiedeva. Perché quando si chiede di fare un qualche cosa, non entriamo nello specifico. No, entriamo nello specifico. Vabbè, parliamoci chiaro. Chiediamo ad esempio, si parla tanto delle liberalizzazioni, no? È vero, non si può più fare nulla perché purtroppo una legge disgraziata qualche decennio fa ci ha ridotti così. Però vi sono delle normative che arrivano dall'Europa in un modo particolarmente pesante, che vengono a volte interpretate non nel modo giusto. Allora, per riuscire a capire cosa si può fare su queste cose, bisogna che intervengano dei funzionari, delle persone addette ai lavori. Cioè, è chiaro che io, commerciante imprenditore, mi lamento con l'amministratore di turno, però non è sempre colpa dell'amministratore di turno se le cose poi non vanno bene, perché bisogna capire qual è il punto,
trovare la situazione adatta per riuscire a risolvere il problema e limitare i danni, perché purtroppo molte volte oggi abbiamo delle leggi che sono dei danni, specialmente sul turismo e sul commercio. Questo cosa vuol dire? Che... Sentivo prima il signore dei balneari, quello è un altro esempio classico, cioè, quindi bisogna studiare, cioè i nostri funzionari fanno questo lavoro, studiano le varie normative, le varie leggi, sia a livello regionale, nazionale, europeo, per portare avanti un discorso serio. Si può tenere tutto, ma a volte si chiede 1000, si riesce a portare a casa 100. Ecco. Torniamo un attimo dal Sindaco per sapere invece in merito alla possibilità di abitare a Santa Margherita Ligure come vede la prospettiva, cioè è giusto che rimanga una città fondamentalmente per ricchi, tra virgolette, oppure è giusto dare una spinta un po' più popolare? Ma credo che Santa Margherita ha sempre puntato su una qualità della vita di livello elevato e dunque contestualmente una qualità di servizi, di infrastrutture. Penso che questo sia lo standard che ha mantenuto anche elevati i prezzi degli immobili e degli affitti e che però garantisce anche, come dire, di avere una città che è Santa Margherita Ligure. Secondo me un tema importante che è stato toccato prima sull'abitare è quello appunto delle seconde case, perché ovviamente puntiamo molto sul turismo stagionale, che è il turismo degli alberghi, dei B&B, degli affittacamere, degli appartamenti locati a uso turistico, ma in realtà Santa Margherita ha molti immobili che sono disabitati. Credo che poter puntare a recuperare queste seconde case affinché tornino abitate nei weekend vuol dire non avere un turismo occasionale del giorno, della settimana, ma vuol dire avere una presenza costante di frequentazione della città. Per fare questo, perché è un obiettivo che siamo dati già al momento in cui abbiamo iniziato il nostro mandato amministrativo, stiamo lavorando tanto sui servizi e sulla qualità della vita. Penso ad esempio a tutto l'impegno posto per realizzare nuovi parchi o migliorare e ripristinare i parchi esistenti. Penso all'attenzione verso tutto ciò che risponde all'esigenza delle famiglie o dei bambini. Ci teniamo a dare anche, come dire, una prospettiva e lavorare quindi sulle scuole, sulle famiglie e sui bambini vuol dire formare poi le generazioni future e rendere oggi la città accogliente per un pubblico più ampio, che sia un pubblico stanziale e non un pubblico occasionale. Abbiamo lasciato prima in sospeso un discorso che riprendiamo subito, quello del colmatore sul torrente Magistrato. Mentre parliamo vediamo anche delle immagini, soprattutto precedentemente abbiamo visto delle panoramiche su Santa Margherita Ligure che insomma da sole si commentano in merito alla bellezza di questa località. Ecco che rivediamo ancora qualche passaggio. Si era parlato di questo finanziamento di 33 milioni di euro se non andiamo errati da parte della Regione Liguria per il colmatore, poi la cosa è rimasta un po' ferma? No, la cosa è andata avanti, ovviamente va avanti con i tempi di una pratica così enorme, che è gestita dall'amministrazione insieme al provveditorato e insieme alla Regione Liguria. Anzi credo che se la pratica sta andando avanti bisogna ringraziare anzitutto il Presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore competente Gian Pedrone, che hanno sempre visto nello scolmatore di Santa Margherita un obiettivo importante, ci stanno dando sostegno e stanno adesso anche aiutandoci a cercare i finanziamenti necessari per poter redigere il progetto esecutivo. Attualmente siamo nella fase di VIA, cioè valutazione di impatto ambientale. La conferenza dei servizi sta per essere completata, al termine di questa dovremo realizzare il progetto esecutivo e poi si potrà cantierare il lavoro. Quindi lo scolmatore potrebbe essere realizzato verosimilmente in quanti anni come prospettiva? Io direi per completare queste fasi iniziali arriveremo sicuramente a fine 2017, inizio 2018, dopodiché bisogna vedere il tempo necessario per l'esecutivo e per la liquidazione del finanziamento. Tutta questa fase di preparazione è una fase molto complicata, che stiamo seguendo con assoluta attenzione, anche perché crediamo davvero che quest'opera possa cambiare il volto di Santa Margherita sulla possibilità di intervento urbanistico. Quello che dicevamo prima. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato e quindi ci fermiamo qui, anche se ci sarebbero altri aspetti interessanti su Santa Margherita Ligure che mentre parlavamo sono stati segnalati dai nostri ascoltatori, che ringraziamo per la partecipazione. Ringraziamo il sindaco Paolo Donadoni e ringraziamo il coordinatore della Confesercenti per Rapallo e Santa Margherita Ligure, Enrico Castagnone. Tra poco introdurremo altri ospiti, ma vediamo nuovamente pronto un collegamento con tante persone che frequentano il circolo Acli Fanini insieme al presidente Andrea Motto.
Eccoci qua con un altro gruppetto, attività che portano benessere, ma non solo, sempre socializzazione. Cominciamo da Patrizia, che svolge l'attività presso la palestra. Sì, buongiorno, sono Patrizia e ci occupiamo della palestra, facciamo vari corsi, tra cui ginnastica AFA, quelli corsi per il mal di schiena e dorso curvo, Pilates, corpo libero, quindi sono tutti corsi che vanno ad aiutare le persone al benessere, a star bene e anche alla socializzazione, come comunque è l'obiettivo del nostro circolo, e quindi l'attività è vasta su vari piani. E quindi quando andiamo oltre l'attività in palestra, poi ci sono anche le attività di yoga, yoga della risata. Possiamo parlare adesso? Io sono Anna, insegno Pilates e yoga della risata, che è un'attività super socializzante, perché lo yoga della risata sono esercizi di risate indotte che però stimolano endorfine e quindi il benessere aumenta, la socializzazione aumenta, lo stress diminuisce e uno va via dopo un'ora di esercizi un po' più leggero e con un po' più di buon umore da dispensare per la settimana. Ecco, abbiamo un'altra attività legata sempre al benessere psicofisico e ci parla di questo. Sì, io sono Sabina e io propongo da ieri un corso sul benessere e armonia, crescere nella terza età. Questo corso si rivolge a tutti adulti, anche anziani, che vogliono ancora inventarsi nell'ultima fase della loro vita, perché tante volte quando hanno perso un po' i lavori, i ruoli, si sentono isolati, si sentono un po' abbandonati e questo corso gli dà la possibilità di riscoprirsi, di trovare nuovi interessi, attività e riscoprire la propria potenzialità. Ecco, una nuova entrata dall'autunno invece sono le attività per i più giovani, diciamo, no? E ce ne parlano gli amici che stanno facendo un'attività di teatro. Sì, noi siamo Scena Madre, che è una compagnia teatrale, e da quest'anno qui facciamo 2 percorsi teatrali, uno per adulti e uno per i bambini, e in entrambi i percorsi cerchiamo di far scoprire alle persone che tutti abbiamo qualcosa di interessante da raccontare, anche se non siamo perfetti recitare possono farlo tutti, insomma. E una cosa bella è farlo insieme, il teatro non è una cosa competitiva, non è una gara, chi lo fa, chi è più bravo, chi lo fa meglio, ma è una cosa che si fa insieme, collaborando, imparando ad ascoltarsi e a lavorare insieme. Ecco, qui anche questa attività è nata e quindi ce la presentano anche col mondo dei giovani, ma non solo. Non solo, esatto, il corso serale per adulti è, diciamo così, rivolto a giovani e adulti che abbiano voglia appunto di incontrarsi e di indagare attraverso il teatro, diciamo così, un po' di più le loro vite, perché noi, come diceva Marta, il nostro metodo è un metodo che parte prima di tutto dalle persone che partecipano, diciamo così, al lavoro, quindi saranno loro che tirando fuori cose che hanno dentro, esigenze, diciamo così, di affrontare tematiche attuali piuttosto che tematiche personali della loro di vita, diciamo così, sulle quali noi andiamo a lavorare. Stesso metodo usiamo con i bambini, ovviamente con i bambini l'approccio è più ludico, però ecco, diciamo così, è un teatro che parte dal partecipante e che in qualche modo ritorna a chi sta guardando. Una cosa che è in progetto qua appunto con il circolo è di far vedere, di mostrare prima di tutto il lavoro a chi partecipa tutti i giorni alle attività del circolo. Quindi noi, prima di andare in scena con gli spettacoli conclusivi, faremo delle prove aperte per mostrare quello su cui abbiamo lavorato alle persone con cui condividiamo questo spazio. Ecco, c'è in effetti in progetto anche, che voi sapete che i corsi artigianali fanno a fine maggio la mossa dei corsi con la sfilata,
ci sarà quest'anno una nuova entrata che sarà poi legata alle attività teatrali, che anche loro presenteranno al circolo, come diceva, le attività che svolgeranno all'interno alla serata, al pomeriggio, sia con i bambini che con gli adulti. Quindi diciamo anche questo è un modo di socializzare attraverso le attività. Io volevo anche adesso sentire anche qualche esperienza di qua ci magari sono... Andrea, facciamo nel prossimo collegamento, sentiamo un altro giro di interviste, ci prepariamo per l'ultimo collegamento. Nel frattempo abbiamo introdotto nel nostro studio gli ospiti della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso, che ha una sede anche a Chiavari, anzi la sede si trova proprio vicina al Circolo Acli Fanina, sulla stessa strada, l'altro marciapiede, in via Vinelli. Abbiamo ospiti in studio due volontari che sono Massimo Biasotti alla mia destra e poi Sergio Borrelli, ambedue provenienti da attività bancarie, quindi conoscete bene queste problematiche. Problematiche che, vedremo tra poco i dati statistici, però Sergio Borrelli sono in continuo aumento, cioè di anno in anno le persone che si rivolgono a voi stanno aumentando di numero. Sì, perché l'area delle povertà si sta estendendo e quindi anche se spesso le persone che vengono da noi non hanno nessuna capacità di rimborso, però ci considerano un po' l'ultima spiaggia perché sono persone che non sono più bancabili, quindi le banche non le finanziano, provano da noi e diciamo in alcuni casi abbiamo calcolato un 16% mediamente delle persone che vengono da noi riusciamo a intervenire e a risanare la loro situazione finanziaria. Nei restanti casi comunque l'ascolto non è inutile perché cerchiamo di dare una consulenza nel senso di aiutarli ad acquisire la consapevolezza di come si gestisce dal punto di vista finanziario un'attività o anche il bilancio familiare e dall'altro li aiutiamo quando ci accorgiamo che sono schiacciati da una massa di debiti che rispetto alle entrate sono di gran lunga preponderanti, li aiutiamo a selezionare le priorità per evitare guai maggiori. Voi fate molti colloqui ogni anno, avete molte persone che si rivolgono al vostro sportello. L'anno scorso una novantina ne abbiamo fatto, oltre ufficiali, quelli registrati, poi ci capita anche di fare ascolti telefonici oppure... Certo. E queste persone che si rivolgono a voi sono in difficoltà economiche perché sono in qualche modo sono diventate vittime dell'usura o non necessariamente? Non necessariamente, anzi direi che se fossero già entrati nel giro dell'usura noi non potremmo nemmeno intervenire perché allora scatterebbe il risvolto penale, giudiziario. Noi cerchiamo di prevenire, cioè cerchiamo di evitare che le persone in difficoltà si rivolgano a malintenzionati. Quindi difficoltà per debiti? Difficoltà per debiti, sono quasi sempre difficoltà per debiti dovute o a situazioni di disoccupazione, di lavori precari, di separazioni familiari che comportano spesso anche lacerazioni dal punto di vista finanziario, oppure persone dipendenti dall'alcol, dal gioco, ecco, in questi casi... E a proposito del gioco d'azzardo, avete avuto dei casi anche recenti, anche oggi c'è qualcuno... Cosa succede? Com'è possibile che uno si rovini per il gioco? Cosa vi capita di riscontrare? La persona, proprio come in tutte le forme di dipendenza, all'inizio crede di poterne uscire quando lo ritiene e invece poi si innesca un circolo vizioso per cui la persona non ce la fa più da sola a uscirne. Allora è fondamentale l'aiuto della famiglia perché la famiglia può aiutare queste persone a rendersi conto che devono rivolgersi a un servizio specializzato come il CERT dell'ASL con il quale collaboriamo. Perché noi non possiamo intervenire se le persone sono dipendenti perché significa che daremo dei soldi a perdere. Se invece c'è un percorso, se il CERT ci dice che la tale persona ha iniziato un percorso ed è gravata da debiti che gli impediscono di riacquisire un minimo di serenità, allora in quei casi noi interveniamo. Spesso cerchiamo di fare gioco di squadra con il CERT, con i servizi sociali dei comuni, con la Caritas che ci manda tante persone. Quindi è anche un lavoro faticoso poi da portare a compimento. È un lavoro che richiede doti di coordinamento, di mediazione per cercare di salvare quello che si può salvare. Ecco, come intervenite voi Massimo Biasotti? Perché accennava Borrelli, non in tutti i casi potete intervenire. Esatto. Il pericolo principale è di evitare che queste persone si indebitino ulteriormente, facciano delle finanziarie anche. Io vorrei fare una piccola parentesi perché mi sembra opportuno precisare bene quali sono le finalità e i modi di intervento della nostra fondazione. Lo richiamiamo, l'abbiamo già detto altre volte, ma è giusto anche per chi ci ascolta questa sera. Per chi ci ascolta oggi. In questo senso, noi interveniamo perché è prevenzione.
ma l'usura in senso lato, nel senso che noi vogliamo, interveniamo tutte le volte che c'è una non concessione di credito da parte del sistema bancario. Cioè, prevenire l'usura significa quando una persona per i loro errori, la loro storia, la loro situazione non hanno più credito dalle banche e hanno bisogno di risolvere dei problemi o di saldare dei debiti o comunque delle necessità importanti. A noi che è capitato famiglie, genitori che ci hanno detto devo fare delle spese per i denti del figlio e non ho i soldi e non ho credito. Abbiamo risolto quei problemi lì. Cioè tutte le volte che c'è una necessità finanziaria che il sistema bancario non affronta, non può affrontare, anche magari per la storia personale, per gli errori fatti in passato di chi la richiede, noi siamo lì per questo. Ovvio che tra queste una delle prime cause è saldare dei debiti che sono ormai sulle spalle e che non riescono più a essere saldati. E una delle cause di indebitamento principale, lo diceva prima Sergio Borrelli, è il gioco. Il gioco è una delle cause principali, poi c'è la crisi economica, c'è la perdita del lavoro. Noi andiamo in crisi personale di fronte alle perdite di lavoro, l'assenza di un qualsiasi reddito, le necessità delle famiglie a cui noi abbiamo difficoltà a fronteggiare, perché... E poi diceva le dipendenze, oltre a quella del gioco, anche l'alcol, anche le sostanze stupefacenti, purtroppo. Tutte le dipendenze. Vediamo questi dati, voi avete appena stilato la statistica dei dati che fanno riferimento alla vostra attività a Chiavari nel Tigullio. Sì, diocesi di Chiavari. Diocesi di Chiavari, dal 2010 al 2016, sì. I dati si riferiscono ai 6 anni di operatività, adesso ovviamente siamo entrati nel 2017. Vedete da questa tabellina, abbiamo voluto mettere in evidenza intanto i dati del 2016 che segnalano 90 interventi, quindi 90 persone che si sono rivolte a voi, quindi casi che avete preso in considerazione, per i quali avete erogato 94.550 euro complessivi. Allora, la sostanza è che questo 16,67% significa che rispetto a tutte le persone che si sono rivolte a voi avete erogato un aiuto nel 16% dei casi. I 90 sono tutti quelli che hanno preso contatto con voi oppure sono quelli per cui avete fatto qualche cosa? Tutti quelli che sono venuti da noi. Con noi. Quindi di questi 90 una parte sono stati in qualche modo aiutati anche economicamente e non soltanto a livello di consultazione. Esatto. Il dato totale fa invece riferimento a tutto il periodo, quindi dal 2010 al 2016 avete avuto 511 casi seguiti per una erogazione di 584.080 euro complessivi. Il 25,83% delle persone che si sono rivolte a voi sono state aiutate, quindi rientra questa media. Una media che quindi è diminuita sensibilmente nel 2016, per quali motivi? Semplicemente per questo, perché la crisi economica porta perdita di lavoro. Perdita di lavoro significa perdita di reddito. Noi, la nostra mission è che finanziamo o a tasso zero quando diamo cifre non elevate direttamente dalla fondazione, o a tassi veramente bassi con le banche convenzionali, che sono due, Intesa San Paolo e Carige. Attualmente a marzo c'era un tasso annuo dell'1,60, 1,62% anno, quindi che vanno alle banche. Quello che fa la fondazione antiusura è tutto gratuito. È tutto gratuito. Mettiamo le garanzie per cui le banche possono accettare quei tassi lì perché sono garantiti al 100% dalla fondazione antiusura, non rischiano niente. Comunque la banca ci guadagna sempre quella percentuale lì. Diciamo che anche per la banca, volevo spendere una parola, se mettiamo tutti i costi di fare, è più che altro l'immagine sarà al servizio delle comunità, senza rischiare, senza prendersi dei rischi diciamo di finanziari. Però la cosa importante in questo caso è che questo nostro intervento ci permette di aiutare veramente le persone. Ci troviamo in questa situazione che col calare dei redditi noi dobbiamo prevedere un rientro, c'è un direttivo che decide. Cioè, se non c'è reddito, come facciamo a finanziare? Mettere sulle spalle di una persona ciò che non può reggere e fargli del male, come lo diciamo alle finanziarie che danno dei finanziamenti che non avrebbero dovuti essere dati. Ci opponiamo anche noi a quel problema di non caricare un peso che poi il nostro interlocutore che dovremmo aiutare invece gli facciamo ancora del male. Però le finanziarie è meglio non utilizzarle nel caso di persone già indebitate. Allora, se il sistema funziona, le finanziarie dovrebbero essere loro a non fare il finanziamento. Se il sistema funziona, se le provvigioni che prendono gli agenti non sono stimolanti in qualche modo per far passare il finanziamento, c'è tutta una serie di particolarità tecniche che non ci vogliamo entrare. D'accordo.
Allora, tra poco commentiamo ancora alcuni aspetti che sono interessanti per il nostro pubblico, però torniamo al Circolo Acli Fanine per l'ultimo collegamento. Avevamo il presidente Andrea Motto che ci voleva far conoscere ancora qualche attività e qualche persona. Ecco, bene, di nuovo Alberto, grazie. Siamo qua con Paolo, quello che accoglie il socio che presta un po' di attività presso il bar, diciamo, e quindi chiediamo a lui che la persona che al mattino accoglie o il pomeriggio, insomma. Beh, è come essere in famiglia, ormai è tutta una famiglia, questo è un piacere servire per quanto riguarda i soci, insomma. Ecco perché lui è il voto che al mattino... No? Sì, al mattino io apro alle 7:30 e comincia ad arrivare i primi soci e insomma come essere in famiglia. Ecco, bene, passiamo a qualche altra attività con Gabriella che fa attività di corsi di lingua inglese. Sì, ho un buon gruppo di allievi e naturalmente cerchiamo di sviluppare le abilità linguistiche, soprattutto la conversazione, perché è quello che interessa loro se vogliono fare un viaggio, e naturalmente basata sempre un pochino sulla grammatica. Diciamo che è a un livello intermedio e stanno facendo dei bei progressi, sono abbastanza soddisfatta. Bene, grazie Gabriella anche per la collaborazione. Andiamo qua da chi sta dipingendo, no? C'è Ada che è l'insegnante, ma abbiamo anche qua Marco. Buongiorno, sono al corso da 4-5 anni praticamente. Passiamo una giornata di svago a scambiarci pareri, a imparare un dall'altro, dalla professoressa, e ci passiamo un bel pomeriggio. Ecco, grazie. E qua vediamo intanto anche l'altra amica che dipinge. Io sono Luisa e confermo quello che ha detto Marco, che è bello il lavoro di gruppo e quindi si lavora e si produce qualcosa di più interessante che non da soli. Bene, qua abbiamo anche un'attività di maglieria, abbiamo Maria Rosa che è l'insegnante, no? Che da più anni fa questo, partecipa. Potrei andare in pensione da tanti anni. Ecco, sentiamo invece, dopo Maria Rosa, qualche alunna qua che è presente da quanti anni, chi è che vuole dire due cose su come si trova presso il circolo l'attività? Come vi trovate? Molto bene. Molto. Vedete qua che qualche sferugliano con la Maria Rosa che è l'insegnante da più anni. Qua abbiamo Elena invece che fa attività di sartoria e da tanti anni ormai sono abbastanza fra le veterane. Ho le mie allieve, ho delle principianti che ogni anno imparano qualcosa, iniziano dalle prime basi e poi verso la fine dell'anno riescono a fare degli oggetti, delle cose da indossare, sono molto volenterose. Che vedremo poi alla mostra di fine maggio, esatto. Allora, no? Andrea, grazie per questa carrellata che stai conducendo. Purtroppo non abbiamo più molto tempo, c'è ancora qualche settore che devi fare vedere? Ecco, c'è Ermanno che fa i corsi di computer. L'ultimo collegamento. Sì, in questo locale facciamo corsi di computer di base e anche di secondo livello per rendere le persone autonome nell'utilizzo della posta elettronica, computer, social network e anche un pochettino tablet e smartphone, che sono sempre le nuove tecnologie, sono richiesti l'utilizzo di questi. Ecco, vedete come qua dal circolo, cioè ogni anno cerchiamo anche sempre di introdurre, e l'importante è condividere e soprattutto cercare di, come spesso si dice, rendere vive queste mura e dare anche un futuro. L'avete visto anche quei ragazzi del teatro, perché il circolo non ci sono solo persone adulte o anziani, ma da quest'anno abbiamo anche dei giovani che si stanno introducendo. E allora, grazie Alberto, grazie a Telepace. Grazie perché ci avete consentito con questa carrellata di conoscere meglio, di addentrarci nella multiforme attività che viene portata avanti dal Circolo Acli Fanin di Chiavari. Abbiamo avuto Andrea Motto, insieme a lui il presidente provinciale Osvaldo Favale, grazie anche a Stefano Neuhold che con la sua telecamera è entrato dentro il Circolo Acli Fanine. Stacchiamo il collegamento e rientriamo in studio per le ultime battute dedicate alla Fondazione Antiusura per quanto riguarda Chiavari e per quanto riguarda le attività. Allora, intanto possiamo vedere che c'è un balzo significativo del numero di persone che si è rivolto allo sportello di Chiavari in questo ultimo anno. Siamo arrivati, abbiamo visto, a 90 persone. Questo, in sintesi, Sergio Borrelli, è dovuto a che cosa?
all'estensione dell'area delle povertà, come dicevamo prima, nel senso che tante persone non hanno più credito dalle banche e nemmeno dalle finanziarie, che invece in passato hanno finanziato anche persone che non avevano la capacità di rimborso. Poi è aumentato anche l'ammontare dei prestiti che avete, sì, erogato. Medio dal punto di vista statistico è aumentato, proprio perché l'indebitamento delle persone, delle famiglie è cresciuto e quindi le necessità di intervenire con un intervento sostanzioso per azzerare, perché noi cerchiamo di azzerare, quando vengono persone che hanno una molteplicità di debiti noi, e quindi tante rate, cerchiamo di intervenire per far sì che queste persone abbiano un solo creditore, un creditore che non gli chiede interessi praticamente, e se possiamo cerchiamo anche di negoziare con le finanziarie in modo da ottenere un forte taglio dei debiti che hanno queste persone. Ecco, quindi Massimo Biasotti, il vostro è un intervento di mediazione oppure anche erogate delle cifre? Noi interveniamo sia con le erogazioni sia nella gestione del debito. E queste cifre da dove le prendete? Come riuscite a sostenere qualche intervento? Allora, c'è un fondo che una legge dello Stato ha messo a disposizione, più ci sono anche delle entrate da beneficenza che è alla sede di Genova, e questo ci consente di porre delle garanzie presso le banche. È ovvio, e lo diciamo sempre tutte le volte che facciamo gli ascolti, che il buon esito dei finanziamenti accordati libera risorse per poterne accordare degli altri, perché tutte le volte che vengono rimborsate le rate, le banche ci liberano una parte dei soldi messi a garanzia per poter fare altri finanziamenti. Volevo dire due cose che mi sembrano importanti. Abbiamo più un minuto, quindi... Il numero delle persone incontrate è superiore, perché noi abbiamo... cioè sono più di questi 90. Sì, in questo senso, che nella sezione Chiavarese abbiamo dato qualche vizio, tra virgolette. Ci sono alcuni enti che ci chiamano senza passare dalla segreteria, quindi andiamo e qua dentro non ci rientrano. Quindi non c'è nella statistica. E la seconda cosa, Massimo? La seconda cosa che mi sembrava importante è che nei nostri finanziamenti abbiamo fatto anche 2 operazioni di microcredito, cioè di finanziamento all'attività avviata da giovani imprenditori, da imprenditori, di sostegno di piccole attività molto modeste. Questa è una voce nuova che c'entra con la vostra vocazione. Ma la facciamo, entra dalla possibilità di creare piccoli posti di lavoro, con piccole cifre, con piccoli mezzi, e collaborando anche con realtà della diocesi. Ne cito uno, il laboratorio del bene comune. I 2 microcrediti sono passati tramite il laboratorio del bene comune, che è un'entità della diocesi. Della diocesi di Chiavari. Ebbene, allora comunque abbiamo dato un aggiornamento per il 2016, buon lavoro per il 2017 e grazie per essere intervenuti a Sergio Borrelli e a Massimo Biasotti, volontari della Fondazione Antiusura di Chiavari. Noi siamo giunti al termine della nostra trasmissione, del nostro appuntamento. In coda potrete seguire la rubrica dedicata alla Quaresima, alla preparazione alla Pasqua con Don Andrea Buffoli. La trasmissione del Buon Pomeriggio ritornerà domani alle ore 14:30. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.